stiamo vivendo in un limbo in cui pare che le aziende abbiano una resilienza incredibile e possano tutte risorgere domani mattina. Ecco, questo vorrei sfattarlo. Purtroppo un 30% almeno di quello che riguarda il mio settore non riaprirà più. Il turismo è la prima voce dell'economia veneta ed è uno dei settori che sta pagando il prezzo più salato della pandemia. Se il 30% degli operatori non riaprirà più, gli altri sono in stand-by sulle ipotesi di riapertura delle strutture come sulle assunzioni degli stagionali. Se la prossima estate sarà contrassegnata dal passaporto sanitario europeo e l'obiettivo dell'Unione, come ha detto oggi il capo della task force per i vaccini Breton, è quello di vaccinare il 70% della popolazione entro luglio, il realismo di chi nel turismo ci lavora da una vita invita alla prudenza e soprattutto ad una programmazione precisa della campagna vaccinale. Dopo la vaccinazione degli anziani e delle persone fragili, quando si passerà davvero alla vaccinazione di massa, Confturismo chiede vengano valutate bene le priorità, anche per evitare la concorrenza di altri paesi. Io chiedo ancora fortemente una sensibilità a fronte dei lavoratori che lavorano nei settori nei quali vengono più a contatto con le persone. Quindi non sto parlando degli alberghieri, sto parlando di tutto il settore trasversalmente inteso che riguarda il turismo, perché se lei parte da Düsseldorf o da Milano domani mattina e le dicono che le isole greche sono covid free, beh, se doveva venire in vacanza a Bibione piuttosto che nelle montagne del Bellunese, dice: ma è anche lì covid free o no?